questa a contano Rio Parapoggio, ma la piccicano lì paesi e so fuori conosciute anche fuori di Corsica. Allora era due vecchi, c'è Antone e c'è Agata Maria. E una sera mi sentono picchiare alla porta, avevano un casamento, avevano la più bella casa del paese perché erano ricchi, non avevano mica figlioli, strinti erano e anche avari. E ciò che faccio è che la roba c'era in casa. C'erano, tanto andavano i frati per i paesi a accogliere. E una sera picchiano alla porta, erano 3 frati pellegrini che domandano alloggio. Era tardi, i lui vecchiarilli avevano mangiato la sua zuppa, erano parcinati. E dicono a mine varie crianze, oh, entrate, volete, ci potete far dormire, perché parlavano italiano i frati. Dice, mina stanze poi ci so, volete mangiare qualcosa? Ma i tentacci, hanno visto i frati che li avevano acchinato, dicevano no, abbiamo mangiato, figurati, erano famiglie che avevano viaggiato, ma non hanno mica avuto la faccia di lì che li volevano cacciare un po' che tanto a quelli poveri vecchi. Non erano mica poveri, ma i frati non lo sapevano mica, venivano mal vestiti di stracci, hanno detto, andare a cacciare un pane in bocca a sti disgraziati. E abbiamo mangiato. Allora se avete bagnato, andate a dormire. E la nottata sono spartati dagli turcinelli a fame. Il primo, il superiore, si sparte non dice nulla. Quell'altro che era accanto e quell'altro tentaccio che era uno di questi frati che facciano esercito, dice, ho fame. Il secondo dice, ho fame anch'io. Il superiore, certo, ho fame. Chi femo, confemo? Dice uno, hai visto che nella pignata firmava un bello poco di zuppa? Ma non possiamo. Quella zuppa tanto l'hanno raità i vecchi, e poi non se ne bereranno manco. Dice uno, voglio passare. E dice, portamene una coccia, E portano una coccia anche a noi, portacene zinghie cocce. E passa quello, piglia, ciota la coccia alla pignata. E il Luvuccio sicuro, perché era un casamento maiolla, aveva moretta. E c'era parecchie stanze. Si sbaglia, voltando. E si sbaglia e entra nella stanza di Antone e dice Agata Maria. Ronco e soffio. E quello si avvicina ancora a gucciata dei ranascioli, li chiamano i ranascioli, i variccioli, in Parapoggio li chiamano i ranascioli. Dice te, e quell'altro, dice un soffiacchi sono gelati. E quello, sono una cavo tinto vecchio. Sono girati da giuretto, un soffiapuro, alla fine perde la pazienza, proprio, piglia in piastra la cucciata di ranascioli, in petta a vecchia. Quello, chi è con me? Quando li sente aprire una vecchia, un frate, piglia e si piatta sotto il letto. E quella tocca ai ranascioli. Onto, che hai? Mi sono fatto un petto. E quello giù, a te sì che t'accarano tutte. E cagliura vanto! Che voleva? Senti, piglia sotto il letto, c'è una cuffina con un po' di pelo capruno, tenivano il pelo capruno per fare i seti, e asciugati! Che vuole fare? Se tu ti sei fatto un petto con la diamantesa, ma t'accarano a te, allora asciugati, altro non ti posso dire. E quella vecchia si trapende, faccio passare la mano per pigliare il pelo capruno in la cuffina e intoppa la barba riuvrata e traia. Onto, chi c'è? Para appiccicata!
E quello un tentaccio si travenia, ma non è potuto pubblicare. Dice lasciala stare, pigliati un pezzo di scorciare e asciugati come tu puoi, falla finita, lasciami loro. E si addormentano i vecchi. Quando lui sente che le tornagavano di nuovo, tanto poi ha capito che non soffiava mica che le tornagava. Frate, se ne va cotto, va a chiamare quell'altro. Lei portate i ragioni, lascia i ragioni, andiamocene. E di notte tempo si vestono e se ne vanno e scappano, poi non c'hanno mai più messo per il parapoggi.